Questa è la serie bwin. Per la quinta giornata del campionato di Serie bwin va in scena l'Euganeo di Padova, la sfida tra due squadre in grave difficoltà. Il Padova, che non vince dallo scorso 12 maggio, la Regina a secco nelle ultime due partite. Prima del fischio d'avvio di Canduso e di Cervignano del Friuli, premiazione per Cuffa alla 100ª presenza in maglia biancoscudata, un minuto di silenzio soprattutto per commemorare la memoria di Arrigo Gattai, ex presidente del CONI, scomparso nella notte di ieri. Si può cominciare con il Padova con sottomodulo 3-4-1-2 con Farias alle spalle di Babacar Ekuttolo. Proprio il senegalese dopo un minuto va a sfiorare la rete del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 3-5-2 invece per Dionigi, che si copre inserendo Etemai in mezzo al campo con Rizzato ed Alessandro sulle fasce, e davanti giocano invece Ceravolo e Viola. Ancora Cuffa con il Padova in avanti, colpo di testa da parte del giocatore argentino, pallone alto sopra la traversa. Si fa male verso il 20°, Babacar, probabilmente un problema muscolare dopo uno scontro con Etemai, costretto alla sostituzione Pea. Entro Granocchio, davvero sfortunato l'avvio di gara per l'attaccante senegalese. È un Padova che, pur non producendo molto, però mantiene in mano il pallino del gioco, e al 33° passa con Farias che converge da sinistra e trova questo diagonale davvero straordinario. Niente da fare per Baiocco, tutta la gioia di Diego Farias, ex Nocerino. Primo gol in campionato per lui, la rete che sblocca dunque la situazione, troppo morbida l'opposizione dei difensori della Regina, e Farias porta avanti la sua squadra. La reazione però della squadra di Dionigi è fulminea. Dopo 8 minuti sugli sviluppi di un calcio di punizione, il colpo di testa sul secondo palo di Alessio Viola, primo gol in campionato anche per lui, sfiora Etemai, sospetta la posizione dell'attaccante della Regina. Niente da fare per Anania, che protesta e si prende anche il cartellino giallo al 41°, però 1-1 tra Padova e Regina. Nel finale di primo tempo, oltre il secondo minuto di recupero, Cuffa sul cross di Rispoli trova lo stacco vincente, ancora battuto Baiocco, e il Padova riesce a chiudere il primo tempo avanti di un gol. Perfetto il traversone di Rispoli, così come l'inserimento di Cuffa alla seconda marcatura in questa Serie bwin 2012-2013. Non cambiano nulla i due tecnici durante l'intervallo. È una Padova che però vuole dare continuità al buon primo tempo, soprattutto alla buona chiusura di primo tempo. Ekuttolo ci mette davvero pochissimo a scaldare le mani a Baiocco, poi Granocchio chiama ancora il portiere reggino a un super intervento. È il preludio al gol numero 3 del Padova, che arriva al 51°. Sta filata fantastica di Ekuttolo dai 35 metri, pallone nel 7. Baiocco non può davvero nulla, e per Agnello Ekuttolo, dopo gli 8 gol della passata stagione, questa è la prima perla stagionale che riapprezziamo da altre inquadrature. Dionigi capisce che bisogna cambiare qualcosa dentro Fischnaller e Sarno per Barilla e Viola, per aggiungere maggiore creatività e velocità al proprio attacco. Qui Ceravolo inventa sul suo pallone, però non riesce la formazione calabrese a trovare la rete del 2-3, ma invece vicino al gol numero 4 il Padova col colpo di testa di Trevisan che va sull'esterno della rete in contropiede. Ovviamente il Padova può far male, qui azione personale nuovamente di Farias, tiro a girare, pallone che esce davvero di pochissimo alla sinistra di Baiocco. Nella fase finale della gara, punizione di Ceravolo, Adeio, dimenticato dai difensori patavini, trova la rete del 3-2, mancano 5 minuti al termine, la Regina prova a buttarsi in avanti ma non produce nulla, e allora la Padova può festeggiare la prima vittoria in questo campionato. Terza gara senza vittoria invece per la Regina, e se da un lato Pea riesce ad allontanare le critiche del proprio presidente, dall'altro la panchina di Dionigi inizia a scottare.